Ciao a tutti da Campanaro 67, buona domenica. Anche se il tempo oggi non è per niente bello, nel senso che pare che dopo tanto caldo l'estate accenna a terminare, ha anche piovuto. Sono a Colle Marino, alla parrocchia di San Pio X. Sono tornato, anche se ce l'ho a poco meno di 10 km da casa mia, sono tornato praticamente dall'ultima volta che ho fatto un video, circa 15 anni fa, e ricordo ancora con una grande emozione la primissima volta che Don Marinelli ha ordinato 5 campane nuove per il campanile che era vuoto e praticamente, ecco, adesso stavo guardando appunto la lapide in ricordo di Don Marinelli, appunto, nel 50° sacerdotale di Marinelli Don Riccardo, primo pastore della parrocchia San Pio di Colle Marino, i fedeli con riconoscenza, Colle Marino, 8 luglio 2001. Ma in realtà nel 1983 queste campane sono state appunto installate e avevo messo appunto un video che era solo un fermo immagine e non vorrei sbagliarmi, no, era l'83, sì, l'83, dovrebbe essere, non mi ricordo adesso se era l'83 o il 93, ma penso l'83 sì, perché registravo, c'avevo ancora il registratore. Eccolo qui praticamente, ecco, queste sono le campane, l'orologio ovviamente se ne va per conto suo, fa le 11 addirittura, ma e adesso praticamente aspetteremo la suonata delle 18:30 dopo tanti anni che l'avevo ripresa nel 2009. A più tardi. E adesso da questa nuova angolazione che le prendiamo praticamente lateralmente, di laterale, aspettiamo la suonata preceduta dal battiore delle 18:30 delle 3 campane, perché come già detto nei video precedenti, che era circa 15 anni fa, e invece sull'audio video praticamente sul video solo di sonoro con un fermo immagine di tanti anni fa, quando addirittura il caro parroco Don Marinelli decise di fare queste campane per la parrocchia di San Pio X, delle 5 nuove campane ne sono state elettrificate soltanto 3 e 2 sono solo a elettromartelli, sono fisse e servono per le melodie. Adesso quindi aspetteremo appunto il suono del battiore e la distesa delle 3 campane, prima, seconda e terza, per la messa delle 19.
Mannaggia, manutenzione zero. La prima campana non ha suonato, sicuramente quindi c'è un problema al motore, penso, perché di solito la domenica suonavano tutte e tre. Meccanica rumorosissima, la terza è stata messa a posto, ma catene lente, non un minimo di lubrificazione. Vabbè, pazienza. Quindi hanno suonato 2 campane solo alle 18:30 dopo il battiore e va bene per questa sera, quindi il video di questa domenica è qui. Va bene, pazienza, tanto sappiamo bene in che condizioni versano molte parrocchie della zona e fare manutenzione alle campane costa e questa addirittura è un'elettrificazione che risale ormai agli anni '80 e, se non erro, della Borsato e Bordigion, quindi 1983-1985. Ammetto che non so chi fa la manutenzione, anche perché dopo la scomparsa di Don Marinelli non ho saputo più niente di queste campane, a parte un video che avevo rifatto circa 15 anni fa, nel 2009, ma anche lì non so chi si curava della manutenzione dell'impianto dopo l'impianto iniziale, che appunto è stato fatto dalla Borsato e Bordigion di Musano di Trevigiano, l'ex Morellato praticamente. Va bene, niente, per il momento è tutto qui, vi rimando ai prossimi video e ciao a tutti da Campanaro 67.